Cari amici, benvenuti ad un nuovo appuntamento qui a Spazio Vostro su Televenezia. Oggi siamo qui con un ospite speciale, con un'artista molto conosciuta anche a livello internazionale. Parliamo di Tatiana Danilians, ok? Corretto la pronuncia? Sì. Lei è un'artista russa, però di origine armena, vive tra Mosca e Venezia. Tatiana, con la sua voce poetica, unisce cultura, lingue, immagini in un modo unico. Parleremo del suo nuovo libro di poesie, perché lei è poetessa, ma è anche videomaker, artista, regista, insomma fa tantissime cose. E il titolo di questo suo nuovo libro è Luce solida, tradotto appunto Solid Light. Ed è una raccolta che attraversa il tempo, la memoria e la materia della luce. Do you understand? Sure. Ok, sure. Tutto a posto. E videomaker no, regista. Regista, Sì, quindi sì. come si dice? Director? Regista. Regista, in English? Film director. Film director, Yeah. yes, of course. Allora, gran parte delle domande saranno prima rivolte in italiano e poi in inglese, lei poi risponderà ovviamente. Intanto, carissima Tatiana, welcome. It's such a pleasure to have you here. It's a pleasure for me and also for Televenezia. Molto piacere anche io Bene. per essere qui e per incontrarsi, per fare qualcosa insieme. Molto bene. Grazie. Complimenti per il tuo italiano. Grazie. Ebbene, andiamo avanti. Allora, cominciamo con le domande riguardo appunto a questo. Noi ci concentreremo, we will speak about your new book and about poetry and about also a part of your life, ok? Allora, Tatiana, cominciamo appunto con le domande rivolte alla nostra ospite. E la prima domanda che vorrei farti è questa. Il titolo Luce solida che tu hai scelto per il tuo libro è davvero affascinante. Come nasce questa immagine, questa idea poetica della luce che diventa materia? Yeah, well, for me, this phrase, this title, la luce solida, è un paradosso. It's a paradox. It's a paradox. And it's about the state of mind, it's about the braveness, Yes. it's about the human personality that, in spite of all these difficulties, try to spread the light, and then this light becomes solid, become almost visible. So, ok. Quindi lei dice che la luce solida è un paradosso, rappresenta uno stato d'animo, un modo di essere, di parlare della vita e di portare la luce in ogni circostanza, ma allo stesso tempo la vita è difficile, con molte difficoltà. Have you something to add? To add? Yes. Yeah. About this answer? Or No, I think it's okay. It's more or less okay. Yeah. Okay. Second question. Molte tue poesie sembrano dialogare con la pittura e con il cinema. Ricordiamo appunto che lei è oltre che una poetessa, è anche un'artista, regista e quindi si occupa anche di cinema. E quindi molte delle tue poesie sembrano appunto dialogare con la pittura e il cinema. Quanto conta per te la dimensione visiva nella scrittura poetica? Many of your poems seem to converse with painting and cinema. How important is the visual dimension in your poetic writing? Well, for me to write poetry, it means to see, to observe people, to observe the situation, landscapes, to think about this, and then, as a result, as a summary of all this process, is to write. So, yeah, for me, to see and to write is connected. Okay. And in general sense, my poetry is very much about movement, Okay. spiritual and physical. Yes. Lei dice questo, per me scrivere è vedere ciò che mi circonda.
i dettagli, le persone, i panorami e osservare attraverso le parole. E il mio lavoro di film director anche, quindi di regista, è quello di trasmettere l'idea del movimento. Ok? As a poet, I transform Yes. images to their writing, to the poetry. Quindi è la poesia che trasforma. La poesia è sempre Pre- collegata con movimento. movimento, sì. E questo credo Cioè tu parti dalla... I think it's connection with my work as a filmmaker, as a film director. Yes, there is a connection between poetry and film. Yeah, because it's about movement. Yes, thank you. Tu scrivi in più lingue perché vivi tra culture, hai vissuto tra culture diverse. Questo bilinguismo e anche plurilinguismo perché sei stata... Federica, Dimmi. una cosa Tell importante, for second question, I forgot one yes, idea yes. which is very important. The movement is very important for me, Yes, but yes. the movement is characteristic of a life Yes. reality, of life. Quindi il movimento è la caratteristica della vita Sì, principale. principale per il tuo modo di vedere la vita. Sì. I'm agreed with you, sono d'accordo con te. Yeah, Yes. Il movimento è vita. il movimento è vita. Movement is life. Yeah. Okay. Return to the third question. But I don't write in different languages. I correct you because I write only in I write only in Russian. Ah, okay. I don't write in Italian or yes, in yes, English. I know that you write only in Russian. I write only in, this is my native language, and maybe in future I will be able to write in English or Italian, as Brodsky did, Joseph Brodsky, our poet. But I write so far only in Russian. Lei preferisce sempre scrivere in russo, Sì. anche se conosce comunque l'italiano, l'inglese, Sì. come Sì, sentite, molto bene. Quindi you write in different languages and live between cultures. Is this multilingualism a source of richness or a creative challenge for you? The fact that you lived a lot of a part of your life in some some part of world made you the possibility to improve your culture and to meet different culture, ok? E quindi tu vivi tra più culture diverse, ok? E questo tuo vivere insieme ad altre culture che cosa porta appunto nel tuo prodotto, nella tua produzione? Scrivo russo. I write in Russian, so this Lei is scrive my sempre in russo? sempre in russo. Poesia. I write poetry in Russian language. So my connection with this language is very strong. You lived in other part of the world. For example, when you was little, you was a baby, you lived in Algeria. I was born in French colony in Algeria. Yes, because your father was working as a geologist for a government. It was agreement between Soviet Union and Algeria. Quindi lei è nata in Algeria, in una colonia algerina, e perché il papà appunto era geologo, e poi and then I was returned to Moscow, and then I studied not just in Russia, I studied in Venice, in Brussels and in Poland. Quindi lei poi è tornata a Mosca quando avevi how many years you returned in Moscow? 5 years? I was 5 years. Yeah. I was 5 years old. Yes, she was, aveva 5 anni quando ritornò a Mosca, però poi ha continuato a muoversi, e questo forse per questo che lei parla sempre di movimento, perché ha passato tutta la vita in movimento, avanti e indietro, perché poi ha studiato in Italia, a Venezia, ma anche in Belgio, ma ha studiato poi anche in Polonia. In Polonia. Yeah, with this Polish film directors Andrzej Wajda and Krzysztof Zanussi.
And this experience, this international experience, extremely important for me, because following the ideas of our poet, Velimir Khlebnikov, who lived at the end of 19th century, we all citizens of the universe. We belong not just to country or even planet of Earth, we belong to the cosmos. Yes, lei ha una visione globale, diciamo, cosmica, ma allo stesso tempo ampia di movimento all'interno appunto del cosmo. Vuoi leggere qualche parte del tuo libro? Certo. Qualche estratto che ti interessa? Would you like to read something about your poem, about your new book, Luce Luce solida, sì. This book is Poesie scelte. Poesie scelte è una raccolta dal 1991 al 2024, quindi praticamente una vita. Per tutta la mia vita. Tutta la tua vita, all her life. And it's important for me that this feedback is written by great person, writer, and because he's also writer, and film director Krzysztof Zanussi. Ecco, il signor Zanussi, per lei è molto importante quello che è diciamo così, il commento che viene fatto appunto da parte di questo autore, di questo regista, diciamo. Regista, attore, scrittore, sì. Infatti posso leggere, can I read what... Certo. Così passano i nostri giorni, la poetessa nota il passaggio del tempo, un processo irreversibile, terrificante, ma malgrado tutto positivo. Il passaggio del tempo è un segno di vita, raccomando queste poesie. Ecco, quindi siamo qui proprio per, visto anche questo importante commento appunto da parte di Zanussi, lasciamo che la nostra poetessa scelga un brano. You can choose a part that we would like to read. A russo? Russo e dopo in italiano. And then in Italian, yes. Please. Нежные ткани, sempre. Говоря откровенно, вспоминаю наш разговор, взволновавший меня. Я боюсь теперь этих душевных потрясений, сотрясений памяти, отголосков связанности, всполохов соединенности. Я боюсь прошлого, которое встает передо мной, sempre. Всегда, когда я затронута чьим-то, алора, твоим существованием рядом. Глотка недостаточно, хочется дышать воздухом, не отрываясь. Нежные ткани всюду, внутри и снаружи. Проницаемость настоящего. Просто быть выслушанной, теплой стороной, ладонью воздуха. Взятый бережно, нежный, теплый комок снега, еще не ставший, еще не стал, обжигающим светом, ветром. Не ищу постороннего, только рядом, рдеющего. Фоном изобилия, внутри нежной ткани. Чувства происходят мгновенно и длятся вовеки, sempre. Ok, cara Tatiana, ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità e poi ritorno io con la lettura, ok? Grazie. Carissimi amici, siamo di nuovo in studio con Tatiana Danilians, questa bravissima, conosciutissima, famosa scrittrice russa di origine armena, che è qui a presentarci questo bellissimo libro, Luce solida, una raccolta di poesie scelte dal 1991 al 2024, tutta la sua vita in poesie. Praticamente lei, lo ricordiamo, oltre ad essere poetessa, è anche artista e regista appunto molto affermata, e prima della pubblicità ha letto una poesia dal titolo Sempre, che ovviamente avrei il piacere, e lei mi concede questo onore, di poterla leggere anch'io in italiano, quindi spero di essere all'altezza. Ok, tessuti soavi. Sempre. Parlando francamente, ricordo la nostra conversazione che mi ha inquietato. Io temo ora questi scotimenti spirituali, le scosse di memoria, gli echi della giuntura, i lampi dell'unità. Temo il passato
che si erge davanti a me, sempre. Sempre quando sono sfiorata da un allora, dalla tua esistenza accanto. Un sorso non basta, ho voglia di respirare aria. Senza interruzione. I tessuti soavi sono ovunque, dentro e fuori. La penetrabilità del presente. È semplice essere un caldo fianco auscultato, il palmo dell'aria, preso con cura, un soave caldo, fiocco di neve, non è ancora diventato, luce che arde, vento, non cerco un estraneo, solo uno che rosseggia accanto, come sfondo, l'abbondanza dentro, i tessuti soavi. Le sensazioni avvengono in un attimo e durano secoli, sempre. I think it's okay. It's Just, okay? I just need to check one phrase because I think or it's mistake here or it's mistake. Yeah, It's I would translate this in different. Penetrabile, penetrabile el presente. Yeah, proprio, no presenza. no? Presente. Presente. Va bene così? Ok? Sì, Ok? sì, certo, Ok. certo. It's a beautiful You think so? Yes, it's so Do deep. do you feel this? I feel a deep emotion about Really? this. Yes, Thank you. thank you. Ho sentito delle profonde emozioni anche perché, come avete sentito, sono molto intense. There are a lot of there is your spirit into your poetry. Grazie. Si sente, si percepisce. Grazie mille. Complimenti. No, for me it's important to share this experience with people who might feel the same, you know. Quindi tu sei cittadina del mondo, hai vissuto tutta la vita girando il mondo, hai studiato. Did you study? In Where? Poland, In Poland, in Brussels, in Belgium, and in Italy, in Venice. and in Moscow, of course. And I used to live in North America, in Canada, Ah, yes. yeah, for a while. So yeah, it's always. But I always come back to Venice. Mm. You know, it's. And now where do you live? I live in Moscow. Now in Moscow. In yes. Moscow, yeah. Quindi lei ha girato tutti questi anni in molte parti del mondo, ha studiato in Polonia, in Belgio, in Venezia, però poi ha vissuto anche in Canada e adesso appunto è ritornata a Mosca. Allora, nei tuoi testi il tempo, scusate, sembra scorrere come acqua e luce. Che rapporto hai con la memoria personale, storica e artistica? Traduciamo anche in inglese. In your poetry, time seems to flow like water and light. What is your relationship with memory, personal, historical, and artistic? Wow. This is a particular themes that you, if you would like to. Sure. Yes. Water. Yes, and, water is and important. the air Yeah. is characteristic of time. Yes. If Quindi you l'acqua e l'aria caratterizzano il tempo. there are many phrases, historical phrases, idioms that reflect this point of view. That Quindi ci sono molte frasi, molti idiomi che riflettono questo punto di vista. water is a solid symbol for time. L'acqua è un simbolo fisico del tempo. We don't know why, but even ancient Greek Yes, deriva consider dal mondo antico. water as a image of time. È l'immagine del tempo e della presenza, dell'essere in questo momento. In questo momento credo una caratteristica del tempo molto the characteristic of time is always very much connected with water. Quindi la caratteristica del tempo è quella di essere connessa con l'acqua. And concerning memory, for me personally, I live so intense here and now. Quindi lei ha vissuto molto intensamente qui e adesso. Per me è memoria, è memory
Per te almost don't memoria, exist. tutto quello che esiste. Because I put so much effort now Sì. to my life Yes? that I live today, and that's all. I live now. Cioè know. tu vivi il momento. Sì. Come if you come to think about the ancient, for example, the Greek or Latin, it's hic et nunc. It's a particular expression, Latin, the Latinism about that is the sense del now, here and now. Okay? Is No, it- per me, for me, it's a very important Yes. concept. Okay. Live now and here. Yes. With Here all, and now. all your presence, you know. Yes. And then memory is, well, I what is important? I write very often. Write at the moment. I write. There is something Yeah. in your poem, in your book, something about this thing. On movement. Yes. Would you like Yeah. to read something? Yeah, sure. A little part? Yeah, sure. It might be in my other book, which was, it was, This is another book. it Yeah. was published in France, Yes. and it's called Questo è Éclat stato de vie. pubblicato in Éclat Francia. de vie. Éclat de vie. E un, La clé. it's splashes of light. Yeah. Splashes of light. What means splash? In the sense. Splashes is Explosion. like, No. it's like flashes of light. Flash. Okay. Flashes of light. Okay. And here you can read Wow, beautiful. yeah. Little, but it's so. it's a big poem. Yeah. It's Would you like to read something about this? yeah, it's 81 fragment, Yes. and it's called Sono 18 frammenti. On- No, 8, quanti? 81, 81. Yeah. Yeah. and it's called On Movement. Sempre sul tema del movimento. E per me On Movement, questo è un concetto here Fondamentale. and now. Adesso, qui e adesso, sempre. Per esempio, for example, Yes. Теренсу Малику. It's a very important film director, Terence Malick, American. Yes. Жизнь – разноцветный калейдоскоп в черноте, в абсолютной черноте. У меня столько сердец. Надо понять, где располагаются границы. Перебирать свет руками. So the structure of this cycle is short lines, one line or two lines, Would you like to translate in Italian? 4 lines, but this is. is in French. I can Would you like to read? So this book, this cycle is about this feeling of here and now. So I write this, I can sit with you and some ideas come and I write this immediately. Quindi, So come le arriva il pensiero, lei lo scrive immediatamente. I never write this like memory. My Sì. poetry is not about memory, it's about now. Sì, quello che le viene in mente, lei lo trasferisce immediatamente. Per esempio, a Terence Malick, questo piccolo, it's very small poetry. La vie, un kaléidoscope multicolore dans les noirs absolus. C'est bon, c'est très bien. Grazie. Oui, Qualcosa altro? un homme qui s'élance au galop comme un cheval, deux yeux taris comme un puits. J'adore le français, vraiment. Compliment. Thank you. It's very good translation. Compliments. It's my third book in France. Yes. But it's my third book in France. The time is little for us now. Okay, let's go ahead. I would like to speak about another your book that is Tender Material. It's a poem here. It's a poem. We just read this. You read this. Okay. I read this. Okay. It's sorry. Ok, andiamo con un'altra domanda, siamo alla fine ormai. Allora, in a world that moves so fast and so digitally, what role can poetry still play today? Quindi, in un mondo così veloce e digitale, che ruolo può avere la poesia in questo contesto? Well, Per Tatiana. yeah, it's a good question. Poetry
let us not forget that we are very fragile and we are not robot. Quindi la poesia non può non farci ricordare chi siamo. A primo, molto fragile. Molto fragili. A secondo, non è robot. Yes. We are not robots. So this is very important because poetry let us feel us as a fragile human beings, alive and full of emotions and movement. Yeah. Quindi l'uomo non è un robot, ma vive di emozioni e anche di fragilità. Do you have a future poetic or film project that you would like to share with us? Quindi che le sto chiedendo, hai un progetto futuro poetico cinematografico, immagino di sì, che ti piacerebbe condividere con noi adesso, con i nostri amici da casa? Well, primo, at first I would really like to make project for years, and maybe we will make this here in Venice, connecting Venice with Armenia, because there are some historical things connecting. Quindi ci sarà two un places. film di carattere storico che parla dell'Armenia, legato anche a Venezia. Okay. And now I am about to finish big film connected with our great poet Nikolai Zabolotsky, who lived 70 years before, and he was in Italy before he died, and he was great friend of Ripellino, poet and translator. Quindi lei sta anche lavorando su un film legato ad un poeta, se vuoi dirlo tu il nome. Nikolai Zabolotsky. Ok, che è stato seguito da un traduttore molto famoso, Ripellino. e anche- che ha vissuto anche a Venezia, appunto, Anche quest'autore a russo. Italia, anche a Italia, certo. sì, in E different places. And you are work also with this project. Yeah, and well, I always hope to finalize my poetry that I wrote in one big book. Yes, vuoi creare un piccolo, un grande libro appunto di poesie e di immagini. Insieme. And I also worked for years for a big project, like pan-European project. How many times did you need for this project? About When you think to finish this project? about art or about film? About film. Well, I hope to finish this year. This year? Yeah, Yes. that's very important. Yeah, because I Okay. worked Good 6 luck. years. Thank Yes. you. Thank you very much. And the other project? And in our project is about art, and it's about pan-European project. I will not tell you details, but it's somehow very connected to Venice as well. Ok, quindi l'altro progetto collegato appunto a Venezia, anche quello lo sta cercando appunto di terminare il prima possibile. Ok, we have finished. Tatiana, thank you to stay here with us, for sharing your solid light with us. And scusate, io continuo a parlare inglese. Volevo salutarvi e ringraziarvi appunto per l'attenzione. Non è stato facile perché ovviamente lei proveniamo da paesi diversi, eccetera, quindi l'inglese abbiamo cercato di combinarlo insomma abbastanza bene, anche francese, ci abbiamo messo anche il francese, è stata una, diciamo così, una puntata multilingue, multiculturale, è proprio quello che tu rappresenti appunto nel mondo. Lei tra l'altro tu sei stata anche all'Università di Pisa dove hai letto appunto ai ragazzi, agli studenti questo libro. Con studenti. Where people can find your book? Facebook, yeah, okay. Like Tatiana Danilians. You can find Tatiana Danilians. You can find her and you can find calls www.libroco.it. Ok, very Libroco.it. Libroco.it. Quindi questa è una libreria online che ha questo libro, ad esempio, a disposizione, che è veramente bellissimo. Allora, noi ringraziamo ancora Tatiana Danilians, che è difficilissimo per un cognome di origine armena. Sì. E ti ringraziamo ancora di essere stata nostra ospite, per noi è stato un onore, anche per Televenezia,
e spero anche per i nostri amici da casa che hanno potuto conoscere un artista così importante e soprattutto i valori che porta avanti, come quello appunto legati al movimento, alla luce, all'acqua e a tantissimi altri aspetti importanti che con la sua bellissima poesia e con i suoi bellissimi film sta facendo in tutto il mondo. Grazie Tatiana di essere stata una mia ospite. Grazie Federica. Grazie. Noi cari amici ci ritroviamo come sempre la settimana prossima con altri ospiti e intanto arrivederci alla prossima puntata.